Siamo col presidente della sezione arbitri di Agrigento, Gero Drago. Presidente, un momento brutto questo di coronavirus, come lo state vivendo con i ragazzi, con gli arbitri, quello che state facendo? Sì, è un momento purtroppo drammatico per tutto il mondo, per tutti gli strati della società. Anche lo sport purtroppo sta vivendo uno dei momenti più brutti sicuramente del dopoguerra ad oggi. È un momento in cui ci sta perdendo lo sport in senso stretto, ma sta perdendo la socializzazione, sta perdendo la cultura. Noi come arbitri, in quanto sempre a servizio dello sport, in particolare del calcio, ci stiamo impegnando in tutti i modi per cercare di non perdere quello che è il nostro allenamento, è atletico e tecnico, ma nello stesso tempo obiettivo della nostra sezione, ma dico dell'AIA in generale, è anche e soprattutto quello di non perdere i collegamenti tra noi associati, perché ricordiamoci che la sezione per noi arbitri è come una seconda famiglia, quindi oltre che pensare al calcio, all'arbitraggio, è un modo per stare tutti insieme. Ecco, questo stare insieme ci sta mancando tantissimo, però stiamo cercando di compensare questa mancanza di presenza, cercando di attivare tutti quegli strumenti online naturalmente, per cercare di continuare a fare formazione, ma soprattutto fare socializzazione. Già l'anno scorso mi pare si sia fatto un corso per arbitri online. Sì, l'anno scorso abbiamo portato avanti l'esperimento del corso online, che è stato un grandissimo successo, ci ha permesso di inserire 25 nuovi arbitri e quest'anno lo stiamo ripetendo. In questo momento si sta svolgendo un corso online per ben 30 ci auguriamo, nuovi associati provenienti da tutta la provincia di Agrigento. Ecco, questo diciamo che è uno dei pochissimi risvolti positivi di questo momento, perché grazie alla multimedialità siamo riusciti ad agganciare aspiranti arbitri anche in zone della provincia, del nostro territorio, fino a qualche anno fa impensabili, perché gli associati erano costretti a venire in sezione per fare il corso. Presidente, a breve ci saranno nuove elezioni per il nuovo futuro presidente della sezione AIA di Agrigento. Lei sarà uno dei candidati, ritengo. Sì, io sono stato riconfermato dal gruppo dirigente di questa sezione, del mio consiglio direttivo, come candidato espressione naturalmente di questo gruppo. Abbiamo cercato in questi 4 anni di fare della sezione appunto un luogo sano. Abbiamo cercato di mettere in condizioni i nostri giovani associati soprattutto di appunto venirsi a confrontare in una famiglia. Ecco, di questo siamo orgogliosissimi. Contemporaneamente abbiamo fatto molta tecnica, abbiamo formato arbitri, ci onoriamo di avere arbitri in tutte le categorie nazionali e associati in tutte le categorie nazionali. Proprio domenica Rosario Perrone, il mio vicepresidente, il nostro vicepresidente, ha fatto una gara in Serie A visionando un arbitro in Sampdoria a Bologna. Abbiamo tantissimi altri associati che ci onorano e continuano a onorarci a portare avanti la nostra sezione in diversi campi d'Italia, in diverse categorie. Ecco, noi vogliamo continuare ancora nei prossimi 4 anni, se saremo naturalmente riconfermati dai nostri associati, a percorrere i 2 binari, quelli dell'associazionismo, dell'etica, dell'educazione, della cultura, a quello tecnico e del calcio. Però io dico sempre che il più grande risultato che può ottenere un'associazione è quello che fondamentalmente è particolarmente di formare uomini per la società del futuro. Ecco, di questo noi andiamo orgogliosi, perché vediamo crescere tanti ragazzini, diventare maturi uomini del futuro.